Ce l'ho ancora dentro il naso, 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 le narici impregnate, le narici inzuppate, quella puzza di piedi me la sento sopra il collo, sulle mani, sulla sciarpa, sul maglione, sul cappello, alle poste stamattina, tutti in fila dalle 9, le bollette, il numerino, mi è salito il cappuccino, per gli scoppiatori interi, pannistelli molto buoni, da sfocare sul vicino, da sfocare sul vicino, da guardare un po' lontano, non sapevi cosa fare, non sapevi di che parlare, la benzina c'è di mare, il satanista in suo padre, uno chiasina al cellulare. Era quello lì, era quello lì, era quello lì, io l'ho parlato molto bene, l'ho ascoltato molto bene, non parlava, non sapeva una parola, non sapeva una parola, non sapeva una parola di italiano. Era quello lì, 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 era quello lì. Non sapeva cosa fare, come dire, chi seguire, chi guardare, non sapeva la parola di italiano. Se sapessi come fare, te lo giuro mentre dormi, e brucerei l'ultimo amore di stanotte. Sono andato a lavoro lunedì. Sono andato a lavoro in call center. Ho preso l'ascensore, ho schiacciato 13. Tutto normale? No.
C'era una puzza enorme, fortissima, enorme. C'era una puzza incredibile, stranissima. Quella puzza che ho sentito in campagna, quando ho trovato un gatto morto da molti giorni. Ecco quella puzza lì. Cammina in mezzo alla sala, cammina in mezzo alla sala, in mezzo ai colleghi. Sempre più forte, sempre più forte il volume delle voci, sempre più forte il volume delle voci, sempre più forte la puzza, sempre più forte la forza, sempre più forte il volume delle voci, sempre più forte la normale. Era tutto normale tranne quella puzza. Con la coda dell'occhio vedo una presenza strana. Mi giro e tra Marta e Gianvito c'era seduto Antonio Gramsci. Antonio, ciao. Cosa ci fai qua? Ah, guarda, lascia perdere. 2 anni che mando curriculum da tutte le parti, non mi ha preso nessuno, neanche a Lupin. Ti capisco. Antonio, ma cos'è questa puzza? Sono loro. Loro. Sì, loro. I nostri colleghi. Perché? Sono Morti? Ma se stanno parlando. Appunto. E vivi, Antonio? C'è qualcuno vivo? È rimasto qualcuno vivo? Qualche superstite? Certo. Sono andate a fare l'aperitivo. E il sindacato? Antonio, il sindacato cosa dice? Ma lascia perdere. Non fanno niente, non dicono nulla. Sì, sono sui tavoli, stanno offrendo da bere a tutti. No. Già. E compagni, Antonio, i nostri compagni. Sì, i nostri compagni, Antonio, i compagni. Guarda, lascia perdere. Li hanno ricoverati tutti. Ricoverati. Sì. Tutti, come etilico. Modo di conoscerla ed è tutt'altro una donna determinata, capace e che ha fatto un percorso sia scolastico. Torna a casa! Lei si studia! No, compagni! Sono quelli che l'hanno fatta fuori dal vaso, sono quelli che hanno esagerato. Adesso la 4ª puntata della nostra inchiesta sul mondo della terza età. Le manate, una pasta fresca fatta in casa, con mollica di pane fritto di Matera. Le persone d'oro hanno questa capacità, comune anche al segno del Sagittario, di trasmettere energia positiva. Questo è vero, effettivamente a lavoro vado d'accordo con tutti. Per oggi che giornata, mamma mia che giornata, non sto in piedi. Finalmente la poltrona. Poverini, li buttano nei canili e poi se ne sbattono i coglioni. Se avessi un po' di spazio, ma con 35 metri quadri. Chissà Mariella se sta guardando, lei ha un sacco di spazio, le farebbe pure bene. Ma quel cretino di mio cognato, che cosa ci sta a fare ancora insieme? Sono stata benissimo con te. Secondo me sincera, anche se mi sembra assurdo che vadano lì e si innamorino davvero. Mi hai dato tanto. Ma quell'età è normale, Innamorarsi, stare assieme, dimostrarlo al mondo è normale. E voi lei è bella, oh sei bella, è alta, magra, ma cambieranno pure loro, cresceranno pure loro. Io per esempio, io sto benissimo da solo, non ho obblighi, non ho condizionamenti, da solo, senza moglie, senza figli. Io sto
Io avevo 13 Perdere anni il papà a 13 quando anni mio padre è un brutto colpo per tutti. Io Ma bene da buono, ogni tanto beveva, allungava le mani, allungava le mani. No, caro mio, oggi sei un po' confuso. Sì, è così, è sicuramente così, sì. Ci voleva bene, 3.000 euro, un sistema d'allarme con il telecomando. Con tutto quello che sta succedendo, uno non è più sicuro neanche quando va a fare la spesa. Ah, perché non siamo mica noi maschi, sono loro. Ma cosa fanno? Sanno solo fare figli, disgrazie e figli, schifezze e figli. No, non siamo mica noi pazzi, sono loro che devono starsene a casa. Come faccio io? Così si risolve. Vabbè certo, magari anch'io faccio schifo, certo. Ma qui dentro casa mia, nessuno mi vede. Non ha tu mai fatto una cosa, non si è mai lamentato nessuno. I miei vicini sanno malapena, esisto. Sì, è vecchio, è trito e ritrito, ma io mi diverto. Mi pragimera proprio. Mi diverto. Vederle lì, sul torello, che se stai attento vedi pure le mutande, a me mi diverte. E secondo me vince la squadra delle bionde. In una gara come al solito fra bionde e more. In una gara come al solito fra bionde e more. In una gara come al solito fra bionde e more. In una gara come al solito fra bionde e more. Oh, finalmente il momento musicale con l'orchestra di Demo e il medley latinoamericano. Quanto è bello questo ritmo che ricordi questa melodia. La fischiettava sempre da Giovanni alle vendemmie. È passata una vita, ma quanto è bella mi viene voglia di ballare anche da solo, di volermi e di sudare. Ma guarda il pubblico tutti quanti in piedi a battere le mani e cantare. Ballano tutti, cantano tutti, ridono tutti. Lo psicologo, le ballette, il meteorologo, l'indipendentista e il calciatore, il consigliere comunale. Ballano tutti, cantano tutti, si passano il microfono da mano in mano. E poi il trenino come a Capodanno l'anno scorso a mezzanotte già dormivo. Gira il trenino ordinato sempre in fondo, neanche un passo fuori posto. Scende il pubblico dalle gradinate e si unisce alla carovana. L'orchestrina incalzante ora tappa con la Macarena. Mani avanti, mani indietro, sulla testa, sopra i fianchi, scrollatine balzo avanti, quanti sono? Sono 100 le telecamere, non si lasciano sfuggire un movimento. E salutano chi sta a casa, i parenti, i colleghi conoscenti, chissà come sono contenti ed invidiosi, 10 giri, 20 giri, dello studio in fila indiana, ordinati e rumorosi. Educati a culo fuori, come macchie e come muoiono, in bocca di corridoi, tra gli aldeo dei deserti. Immaginavo un po' diversi. Filano dritti, precisi, coordinati, neanche un passo fuori tempo. Mani avanti, mani indietro, si spalancano i cancelli, attraversano il cortile, vanno fuori, è quasi sera. Sulla testa, sopra i fianchi, ordinati in fila indiana, abbandonano gli studi, scrollatine balzo avanti, educati e rumorosi, ora sfilano davanti al Colosseo. Mani avanti, mani indietro, il pincio, il Quirinale, sulla testa, sopra i fianchi, sono qui alla Garbatella, sono qui nel mio quartiere, quelle Luca, al Marcellano, ma che cazzo fa? Scrollati le balzo avanti, la
messo al mondo dei figli. Scrollati da balzo avanti, stanno entrando i miei manzoni, sono sempre più vicini, mani avanti, mani dietro, come mai non c'è nessuno, è tutto chiuso, non c'è un cane, sono solo a 20 metri. 20 metri, sono solo a 20 metri, 10 metri. Il 39 è il mio portone, lo riconosco, è il mio portone, sono sotto casa mia. Cosa faccio? Vado anch'io. Che cosa devo fare? Devo scendere, devo andare. No, e parto col televoto. Ah, oggi voto, oggi scelgo. Oggi partecipo. Oggi partecipo. Più lo tutto. Oggi scelgo io, partecipo. Sto dicendo una canzone, no? La libertà in partecipazione, la libertà in partecipazione, la libertà in partecipazione, la libertà in In una gara confronto fra bionde e more. 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 Buon proseguimento.